Continuo insieme con il calcio, primo successo in campionato per il Palermo che ieri sera ha vinto in trasferta al MyPay Stadium contro la Reggiana per 3-1. Di Lucioni, Segre e Soleri le firme del successo rosanero. 3 gol e 3 punti per il Palermo che ieri sera ha centrato la prima vittoria in campionato vincendo 3-1 al MyPay Stadium contro la Reggiana. Una vittoria meritata per la compagine siciliana che dopo averla sbloccata con Lucioni ha avuto anche un uomo in più per tutto il secondo tempo in virtù dell'espulsione di Marcandalli della Reggiana. E dopo lo sfogo di Corini il Palermo ha dato risposte sul campo alle critiche e alle polemiche dopo la falsa partenza a Bari. Rosanero compatti, concreti e a tratti anche belli da vedere. Ci pensa Lucioni a sbloccarla nei primi minuti, prima Lund va vicino al gol, all'esordio, sul tap-in, appunto Lucioni la mette dentro, il VAR convalida la rete dell'ex Frosinone, Palermo in vantaggio. I siciliani giocano benino, Lund, il danese, sulla fascia sinistra, è già una garanzia. Scorrono i minuti, la mossa di Corini di inserire Segre si rivela vincente quando al 42esimo il centrocampista si invola tutto solo e propizia l'espulsione di Marcandalli. Nella ripresa il Palermo però non riesce a chiudere, gli spazi ci sono, ma i rosa sprecano. Così la legge del calcio, sempre in vigore, punisce il Palermo. La Reggiana pareggia con Lanini 1-1. I fantasmi aleggiano sulla squadra di Corini, ma questa volta però ci pensa il duo di Mariano Segre a rimettere le cose a posto. Il palermitano inventa per Segre che di testa fa 2-1. Gioiscono i 1500 tifosi rosanero sugli spalti del MyPay. La Reggiana ci prova, Corini mette dentro forze fresche e così da valente arriva l'arcobaleno per il 3-1 di Soleri. Palermo che alza le braccia al cielo, 4 punti in classifica con una partita in meno e la consapevolezza di poter essere protagonista in questo campionato. Presentato ieri sera il Messina che disputerà il terzo campionato consecutivo in Serie C. Esordio sabato sera in trasferta a Cerignola. Sergio Colosi. La passione calcistica oltre la realtà, i sogni dei tifosi a confronto con una squadra giovane costruita per la salvezza. Sullo sfondo ma ancora una volta assente il presidente Pietro Sciotto, poco gradito dalla piazza ma rimasto in sella alla CR per il 7° anno, il più travagliato a palla ancora ferma. A colorare la serata di presentazione del Messina ci ha pensato la tifoseria che ha trasmesso cuore e sentimento a chi indosserà la maglia giallorossa a partire da sabato sera. Tra i più applauditi il tecnico Giacomo Modica, i nuovi centrocampisti Firenze e Franco, ma soprattutto il messinese Nino Ragusa e il portiere Ermanno Fumagalli, eroi in campo nello spareggio vinto con la Gelbison. Quella di ieri è stata l'occasione per la prima uscita ufficiale del nuovo attaccante Vincenzo Plescia, siciliano di Palermo. La sua voglia di riscatto in una carriera con appena 21 gol in Serie C coincide con quella del tecnico Modica e della società. Prima volta anche per il giovane portiere Jacopo De Matteis dalla primavera della Salernitana. Nelle ultime ore di mercato si dovranno coprire 2 buchi in difesa, al centro e a sinistra. In arrivo anche l'attaccante maltese Andrea Zammit. Sabato esordio in Puglia contro il Cerignola, avversario scomodo in partenza e ancora di più per le assenze per squalifica relative alla scorsa stagione di Ragusa, Manetta e Franco. Ci fermiamo qui, il TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.